L'Olbia riparte da Roberto Chiuzzi? Ma non lo so, sinceramente non lo so, non ho avuto mai il pensiero di tutelarmi e dire beh, un altro anno, eccetera, eccetera. Sicuramente l'Olbia riparte da questo gruppo di ragazzi, da questa identità che si è creata. Una cosa che ho detto oggi ai ragazzi: non smettete mai di giocare con le gare, cercando sempre di vincere, di tenere il pallino nel gioco, perché si entra in campo mai con la paura. Non dimentichiamo, noi abbiamo fatto un derby all'andata in situazioni davvero delicate. Siamo andati con 9 ragazzi in campo, che comunque validi, che poi sono stati molti pure elementi importanti di questa squadra, e siamo andati anche lì senza paura. Questo gruppo, una delle cose che non ha mai avuto paura, mai, anche nei momenti più difficili, e oggi poi è uscito fuori tutto il valore, quindi riparte secondo me da questo, da un gruppo di ragazzi e da questo entusiasmo che la città ha riacquisito, è importante, insomma. Grande vittoria di un gruppo fantastico, un ambiente, una società, una città, dei tifosi fantastici, l'abbraccio della gente emozionante, la fiducia della società è stata secondo me un esempio da seguire nel calcio italiano, un gruppo di ragazzi, staff e squadra che non mi hanno mai lasciato solo, hanno creduto in me, quindi in me c'è stata sempre la voglia di ridare un altro anno all'Olbia, perché poi lo merita la città, lo merita la società, un altro anno di questo calcio. E c'è il rammarico che il campionato finisce tra una gara, perché oggi ho una squadra che è bella vederla giocare, è bella vederla allenare, con delle qualità importanti, e quindi questo è l'unico rammarico. È stato un giro di ritorno da quarti in classifica fino adesso, ha un valore immenso, ma il valore immenso è perché abbiamo dato valore a tutto quello a tutti i componenti di questa grande famiglia. Non dimentichiamo che abbiamo una delle cose più importanti: siamo riusciti a mettere in campo il senso d'appartenenza. Il senso d'appartenenza, quella è una cosa importante, cosa che la società voleva. Una delle prime cose: vogliamo riportare l'entusiasmo allo stadio, mi hanno detto, vogliamo dare la squadra agli olbiersi.
Oggi è una grande prova di carattere dei ragazzi, nonostante l'inferiorità numerica abbiamo provato e cercato in tutti i modi il gol e alla fine siamo stati premiati. Ecco. Veramente grande prova di carattere, hanno dato tutto quello che avevano e è un punto preziosissimo per l'obiettivo. Abbiamo preso queste due imbucate che ci sono costate il gol. Sicuramente lì potevamo fare meglio, poi l'episodio dell'espulsione, però voglio sottolineare solo la grande prova di carattere dei ragazzi, perché oggi hanno dimostrato veramente un grande cuore. Con questo atteggiamento sono sicuro che raggiungeremo l'obiettivo. Il secondo tempo abbiamo giocato uomo contro uomo, abbiamo rischiato qualcosina, ci siamo messi con Rocco esterno quarto, e si è sacrificato in modo incredibile, la dimostrazione che hanno lottato tutti e tutti si sono sacrificati. Il merito dei ragazzi che stanno credendo, ci hanno creduto e quindi manca poco quel passettino che ci permetterà di raggiungere l'obiettivo. Però con questo atteggiamento che abbiamo avuto in queste partite se lo meritano tutto i ragazzi. Sì, però anche oggi avevamo di fronte una bella squadra, però a calcio si vince facendo gol, le occasioni migliori per fare gol le abbiamo avute noi, non siamo stati capaci a concretizzarle perché siamo arrivati 4 volte solo di fronte al portiere, una volta nel primo tempo e 3 volte nel secondo tempo, e prendendo poi una traversa alla fine nei minuti di recupero. Loro, ad onore del vero, hanno avuto un'occasione nel primo tempo importante quanto le nostre, poi non ricordo altre situazioni importanti. Una partita giocata
con il timore di perderla, secondo me, da entrambe le squadre. Ci è mancato probabilmente il coraggio di osare, avevamo paura di metterci sotto alle loro ripartenze, che sono fulminee, li avevamo visti, li avevamo studiati. Siamo riusciti ad arginarli bene, non altrettanto a rimpensierirli in ripartenza. Peccato, perché i ragazzi credo ci abbiano provato fino alla fine. Voglio fare una nota anche nei confronti del direttore di gara. Non mi piace, però va fatta, perché alla fine siamo usciti, secondo me, con 7-8 gialli in una partita che non è stata una partita scorretta, però sta diventando un'abitudine antipatica, quella dei direttori di gara che ci vengono ad arbitrare, di interpretare le situazioni con un astio nei nostri confronti che ha dell'inverosimile. Non ultima la situazione che ho visto mentre prendevo spazio negli spogliatoi alla fine della partita, con questo signore che è entrato negli spogliatoi minacciando multe in arrivo alla società perché erano presenti nell'area circostante degli spogliatoi, a suo dire, persone non addette. In una partita dove non c'è stata mezza contestazione, non c'è stata niente, continuare ad inasprire gli animi con queste situazioni qua, a mio avviso, non porta assolutamente a niente. Invece di stemperare, io sono andato a salutare il suo collaboratore che era a fianco a me durante tutta la partita, l'ho salutato cortesemente, gli ho augurato un buon viaggio, come si fa da persone educate, e come educati siamo stati sempre nei confronti dei direttori di gara. Loro ultimamente lo sono poco meno, mi dispiace dirlo, lo dico veramente a malincuore, però avevo questa voglia di esprimere questo mio sentimento, perché è una cosa inaccettabile. No, non presi di mira, ci sentiamo però un po' nell'occhio del ciclone, ogni mezza è sempre contro per noi. Anche oggi non c'è il VAR, non c'è le situazioni che esistono nel calcio che contano. Però ogni volta le mani in area di rigore avversaria sono sempre attaccate al corpo, stranamente sempre attaccate al corpo, anche oggi. No, avevamo in calendario, il calendario purtroppo ci ha fatto un brutto scherzo e ci ha riservato nelle ultime giornate in fila le prime 4 della classe. Abbiamo incontrato Sorrento, Paganese, Lupa Frascati e adesso domenica prossima andiamo a Cassino. Andiamo a giocare a Cassino come siamo andati a giocare a Sorrento, come siamo andati a giocare negli altre trasferte, cercando sempre di fare la nostra partita. Purtroppo andiamo a giocare in un campo per noi un tantino ostico, perché ci è sempre andata male, però lo sai che i grandi numeri sono fatti anche per essere ribaltati. Andremo sicuramente a fare la nostra partita, non partiamo battuti neanche a Cassino, malgrado le statistiche dicano altro. Per cui sarà così. Poi avremo la partita probabilmente più importante dell'anno in casa col Tivoli e poi andremo a giocare a Monterotondo l'ultima partita di questo, speriamo, l'ultima partita di questo campionato, perché anche loro come noi insomma non sono ancora salvi, il Tivoli uguale, sono avanti di noi di un punto, quindi sarà tutto da giocare. Sì, noi abbiamo preparato bene la partita durante tutta la settimana, sapevamo che affrontavamo una grandissima squadra, organizzatissima, che ci ha messo forse più in difficoltà nel girone d'andata, quindi è stata preparata alla perfezione e posso dire che ci è mancato solamente il gol, perché siamo arrivati 3-4 volte davanti alla porta e purtroppo nel calcio capita anche questo, ci teniamo la prestazione e ci dobbiamo anche prendere i punti che poi ci spetteranno in queste ultime 3 partite se continuiamo così. Beh, giustamente noi cercavamo la vittoria a tutti i costi, loro poteva andare bene anche un pareggio come si è visto, quindi dovevamo spingere un pochino di più, quindi ci sta che la squadra si alza e prova a cercare il gol, quindi sono cose di campo, dai, diciamo così. Beh, le sensazioni devono essere positive perché dopo quest'ultima partita che abbiamo fatto e l'ultima gare che abbiamo disputato c'è sempre stata la prestazione e anche punti, li abbiamo persi solamente con le prime della classe, potevamo prendere anche lì qualcosa in più, però il campo non ci ha dato ragione e quindi noi andiamo a Cassino con la nostra umiltà e affrontiamo la gara nel miglior modo possibile per cercare di strappare più punti possibili su quel campo difficile. Prima della partita io ho detto ai ragazzi stiamo attenti, subito, pronti via, perché loro inizieranno a 1000 per poterci mettere in difficoltà.
lo hanno fatto, sono andati subito in vantaggio, però siamo stati veramente molto bravi a tenere botta. Poi abbiamo fatto un grande gol con Andrea Poli, che sono veramente molto contento, che è un 2004 e se lo merita, perché sono giocatori che stanno lì in panchina, giocano o non giocano, però quando entrano si fanno sempre trovare pronti e gli faccio veramente i complimenti personali perché se lo merita. E poi abbiamo preso in mano la partita, ma la partita ce l'abbiamo avuta subito già dopo il gol che abbiamo preso, perché abbiamo creato molto, abbiamo tenuto palla e poi alla fine nel secondo tempo abbiamo chiuso la partita con Pinna e con Sartori con due bellissimi gol. Ragazzi, io ho sempre detto che noi siamo una squadra che deve giocare a calcio. Io lo so, chi sente le mie interviste dice questo è malato. No, non sono malato, perché quando giochiamo a calcio mettiamo in difficoltà tutti. Abbiamo una grande dote, abbiamo la cattiveria giusta, la grinta e la tecnica per poter fare questo gioco. Quando lo facciamo creiamo veramente molte palle gol, come la settimana scorsa e come d'altronde anche oggi. Un'emozione fortissima per me, perché è il mio primo gol di Serie D, però mettiamo da parte il gol, abbiamo ripreso una partita importantissima che dovevamo portare a casa per forza, dovevamo portare a casa questi 3 punti e adesso subito testa alla prossima settimana, dobbiamo fare i punti per arrivare al nostro obiettivo. Una partita molto difficile perché loro sono dei grandi avversari, però ce la metteremo tutta per portarci a casa i 3 punti come sempre. Oggi per la prima volta dico, secondo me ha influito molto il vento, perché specialmente la prima mezz'ora era incredibile, non riusciamo proprio a salire perché c'era un vento impressionante, anche se abbiamo preso gol sull'uscita sbagliata, però devo dire la verità, secondo me è stato condizionato un po' dal vento, però fa parte del gioco. Al secondo tempo il vento era contro loro, perciò un ottimo punto contro una squadra che con questa sono 5 partite che non perde e ha ottimi giocatori. Abbiamo addrizzato il risultato, secondo me il pareggio giustissimo, che ormai era quasi finita, però ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo provato pure gli ultimi 3 minuti a cercare i 3 punti, ma alla fine va bene così, un punto, muoviamo la classifica, adesso vediamo altre squadre, mancano ancora 3 giornate. Invece sono i 3 punti come sempre, 9 punti a disposizione, cerchiamo di farne il più possibile, non sarà facile perché saranno tutti scontri sia per noi che per le altre squadre, ci andremo a giocare a viso aperto. La squadra sta bene, l'ha dimostrato pure oggi, sono ragazzi che non mollano mai, che si impegnano sempre, perciò niente, 3 partite, 9 punti a disposizione, cerchiamo di tirare fuori il massimo.